adesso in compagnia di Raffaele Padrone, segretario generale provinciale della FSP Polizia. Grazie per essere qui con noi questa sera. Ben ritrovati, grazie. In apertura purtroppo abbiamo avuto una serie di incidenti anche mortali che sono successi tra ieri e oggi. Parliamo quindi di sicurezza stradale. Come si può intervenire per prevenire questi incidenti? Ma prevenire un incidente stradale, insomma, è come avere una sfera magica, e non è che sicuramente ognuno di noi deve porre una certa attenzione, e oggi credo una maggiore attenzione. Io vedo da rilievi che fanno i colleghi, soprattutto la polizia stradale, la Polstrada di Pordenone, ma in genere in tutto il Friuli Venezia Giulia, gli incidenti in gran parte sono dovuti a distrazioni di quel arnese che chiamiamo cellulare, e l'utilizzo del cellulare. Attenzione, perché noi una delle prime cose che facciamo, prima si faceva solo l'alcotest, e questo è bene che si sappia dall'altra parte del teleschermo. Una volta si faceva solo l'alcotest per controllare tutto l'iter dell'incidente, e anche assicurativo, perché sappiamo che poi l'assicurazione non mette mano su una persona che è stata trovata o che crea o che causa un incidente stradale con un alcotest oltre il limite consentito. Sei temporali dell'ultimo periodo. E il secondo problema è che noi ormai siamo in dovere di eseguire, sono i controlli sulla cella telefonica. Quindi noi sappiamo benissimo se voi eravate al telefono, se quella persona stava telefonando, se quella persona stava inviando un messaggio. Quindi attenzione, perché poi veramente diventa un problema penale, e non solo riguardante l'incidente in sé per sé, per la salute. E c'è da dire che se poi si va a ammazzare un pedone o un ciclista, perché anche oggi, parlo anche da ciclista, oggi molti incidenti dove incorrono ciclisti e pedoni sono purtroppo dettati da distrazione per l'apparecchiatura di cellulare. Addirittura incidenti dove casca il cellulare e questo va fuori strada. Sì, fatalità, passa una macchina e dici in quel momento, sì, in quel momento. Certo. E ci sono, per esempio, sono state utilizzate le colonnine per il controllo della velocità. Queste colonnine che sono state, insomma, inserite in diverse località, anche più di una in un piccolo comune, possono essere utili o la gente non ha recepito, diciamo, il messaggio? No, il discorso è che, insomma, sappiamo benissimo come sono state applicate, perché sono state applicate, perché erano soldi da spendere e da mettere. Quindi il problema è uno solo: una volta che io so che lì non c'è la macchinetta, questo è un deterrente per chi viene da fuori. Allora non so se funziona, rallento. Ma una su 100 macchine che passano non sono del posto. Allora capisce che per noi, per legge, dobbiamo mettere il cartello attenzione, controllo in atto o in rilevamento di polizia. Dobbiamo mettere questo perché bisogna fare la prevenzione e non la repressione. Chiaramente in quel momento la macchinetta funziona, ma nel momento in cui va via l'operatore, viene tolta la macchinetta, e la macchinetta, se le vediamo per la strada, sono soldi che io dico soldi buttati, perché ripeto, quello è un deterrente per chi è fuori del comune, del paese, della città. Poi le troviamo rotte, le troviamo prese a sassate, quindi sì, sono cose che danno fastidio anche al contribuente, che dice i soldi sono stati spesi così. Piuttosto mettiamo le telecamere che ci possono servire a individuare qualche delinquente che scappa o qualche infrazione.
Ecco, allora cominciamo a mettere i semafori con i secondi, con i minuti, cominciamo a mettere le telecamere ad ogni incrocio, funzionanti e non funzionanti solo magari per rubare 2 soldi, ma se c'è la vera infrazione, intervenire, perché il momento di confusione lo può avere chiunque, però valutiamo, magari poi l'operatore li valuta e controlla se c'è la contravvenzione. Però al di là di questo io utilizzerei questi soldi piuttosto in questa tipologia, in questa tecnologia nuova, semafori con contasecondi, contaminuti e più telecamere agli incroci. Quello potrebbe essere un'alternativa a ridurre, quantomeno in città. Poi sai, in autostrada, strade statali, vediamo incidenti perché gente corre, poi esce di strada e quello che dicevo prima, è l'alcol, la sera, la festa. Il problema è quando il mio errore va a rovinare la vita di un'altra persona. Certamente. Grazie allora Raffaele Grazie Padrone per essere stato in nostra compagnia, ci rivedremo prossimamente. Senz'altro. Tornano le giornate all'insegna del caldo in Friuli Venezia Giulia come in tutto il paese. Da domani anche sulla nostra regione è previsto un aumento delle temperature anche fino a 35 gradi. Il servizio.